Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Ioz e benvenuti al Palla di Fiore per la 22esima giornata di Serie A. Lido di Ostia e Petrarca si affrontano in un match che vale tantissimo in ottica salvezza. Padroni di casa a +3 sui veneti, padroni di casa reduci da 3 vittorie consecutive. Dall'altra parte invece un Petrarca che arriva da 5 stop di fila e spera oggi di uscire dal tunnel. Adesso è tutto ok qui al Palla di Fiore, si comincia. Primo possesso a favore del Petrarca. Il fischio del direttore di gara, Motta con il mancino in porta. Grande difesa del pallone, Motta vuole puntare Pedotti, lo salta, Motta! Sulla traversa, giocata super di Gabriel Motta, fermato solo dalla traversa. Sividini, saltato Scalambretti, Sividini! Incrocia il destro, palla fuori di poco. Rocia in mezzo per Cutrupi, poi Scalambretti, calcia alto, regalando il possesso a Moretti. La testa di Del Pizzo in area di rigore, tutto solo. Rocia, palla in mezzo, Paoligno, ancora Rocia, Moretti e poi Scalambretti. Clamoroso errore. Sividini, Cutrupi recupera, Esposito! Matteo Esposito, ancora lui è l'eroe del momento, il Lido è avanti 1-0. Matteo Esposito la sblocca lui con un grande destro. Va a puntare Scalambretti, ancora Sividini con il fisico, mette in mezzo. Attende Esposito, Motta lutta, può mettere in mezzo, il pallone passa, ancora Motta, Gabriele Motta, il raddoppio del Lido di Ostia al 15° del secondo tempo. Questo gol era nell'aria, Gabriel Motta, 2-0 Lido, corre ai ripari il Petrarca, time out chiesto da Luca Giampaolo. Naturalmente per Sividini, suolata, Motta recupera ancora il pallone, prova a ripartire, Motta! Sempre e solo lui, sono 17 in campionato, il Lido vola sul 3-0. Sividini perde il pallone, Cutrupi con la porta vuota, sbatte sul palo, poteva chiuderla Cutrupi. Finisce qui, il Lido di Ostia batte per 3-0 il Petrarca e conquista la 4ª vittoria di fila in campionato.